Allora, vuoi scendere o no? Ma te sei proprio. Hello amigos! Buonasera ragazzi! Salve, vai tu! Sempre Forza Napoli! Si è azzeccato, sta vicino gufa! Ah no, vicino gufa! Guarda, sei proprio. Se mi sa gufa come una cosa esagerata, ragazzi, questo è il gufo juventino. Si è messo a vedere la partita con me sulla mia spalla un'ora prima che cominciava la partita, come un peggio in azzecca. E scina, mannaggia, mi si scina. Non lo so, se mi sa gufa. Ormai il campionato è vostro, l'avete vinto. Dovete solo aspettare fino alle ultime giornate, l'ultima, la penultima, la terzultima, manteniamo il campionato un po' vivo, no? Sta là se mi sa gufare e le chiappate a chilo su vizio. E basta, mamma mia, sei proprio. Basta, scendi, dai, scendi. Una capata, una capata a mucca. Ah, e basta, eccolo qua. Il gufo juventino, non ci sei riuscito. Non ci sei riuscito, mio caro. Sarà per la prossima volta. Come si controlla? Dopo Pasqua. Ok? Napoli che batte Chievo per 3-1. Ma io, a Verona, ma io mi domando e dico. Oppure dico e poi mi pongo la domanda. Come cazzo sia possibile prendere un gol al 90esimo con tutto il rispetto del Chievo, con la solita fase difensiva di merda, con la solita distrazione del vabbè, perché direte hai vinto 3-1, ma che un po'. No, ragazzi, non è così. Perché per un gol preso così di merda in Champions League, mo che sia contro il Paris Saint-Germain di Di Maria, che sia contro lo Stella Rossa, per un gol di merda, e dico sottolineo di merda, siamo usciti fuori dalla Champions. Quindi questa è una partita, era finita 3-0 senza recupero. No, hanno regalato un calcio d'angolo per poi prendere questo gol dove tutti guardavano le stelle cadenti. Vabbè, comunque, veniamo ai marcatori. Gol di Koulibaly di testa, calcio d'angolo, incornata micidiale di Koulibaly. L'ultima incornata fu a Torino. Secondo gol di Milik Arkadiusz e terzo gol sempre di Kalidou Koulibaly. Gol del Chievo che non mi ricordo. Perché stavo totalmente incazzato per aver preso gol, che non mi ci visto manco i premi. Mamma mia, ma com'è possibile? Non lo so. È una cosa incredibile. Vabbè, comunque è stato sul calcio d'angolo sempre. Poteva essere evitato se almeno uno degli 11, diciamo dei 10, togliendo la spina di Cesar, bastava uno di loro che la saltava niente, chi se ne è manca saltata, fatta così. Vabbè, comunque cosa a Chievo che comunque ha buoni elementi, mi dispiace ma è la matematica retrocessione questa domenica, squadra che comunque non aveva più niente da chiedere al campionato, stimoli sotto zero, lo posso anche capire. E Napoli che aveva voglia di rifarsi dopo le figure di merda, le partite di merda, e sottolineo di merda, che in portoghese si dice merda, è uguale, in spagnolo si dice mierda. Ultime prestazioni del Napoli in questo campionato, tra Europa League e campionato. Vabbè, comunque ragazzi, che cosa? Vabbè, ma non ci importa proprio, cioè, ha vinto il campionato, ho capito, ma dovete aspettare, per i festeggiamenti dovete aspettare, calma. Ci capite, avete vinto per l'8ª volta, però dovete aspettare, vedete bene, ti mi sa gufa ma ne sto buttando. Allora ragazzi, ho preso 3 kg su, ma fu solo. Allora ragazzi,
Veniamo a noi. Napoli più o meno padrone del campo, possesso palla, Chievo che comunque è stato ben messo in campo, si è chiuso. Riccio si è chiuso, Riccio e Gufa si sono messi insieme, mamma, solo un'incornata di Kalidou Koulibaly ha fatto sì che si sbloccasse la partita. E poi dopo gran sinistro di Milik che è come un rigore da fuori aria di Arkadiusz, e poi piazzata finale di Koulibaly, sembra sempre di sinistro, dopo calcio d'angolo un po' ribattuta mi sembra da Onas, che comunque i suoi pochi minuti li sfrutta bene, Ancelotti che si affida ai Mertens, Milik, Insigne, Gaillon. Napoli proprio a trazione anteriore, sacrificando Alan a centrocampo, che poi subentra nel corso della partita al posto dello stesso Insigne. Direi, ragazzi, Napoli con a trazione anteriore che volevi chiudere subito la pratica, diciamo la verità, però il Chievo si è chiuso bene, si è difeso bene. Primo tempo che si è chiuso sull'1-0, ragazzi, che dire, aspettare la notte napoletana contro l'Arsenal, ci prepariamo nel migliore dei modi, sempre forza Napoli, fate i bravi, buona domenica delle palme a tutti, noi ci vediamo nel prossimo video, giovedì, dovrebbe essere giovedì, contro l'Arsenal per il ritorno di Europa League, e là venderemo cara la pelle, non me ne importa proprio, venderemo cara la pelle. Un bacio, un abbraccio dal vostro Ange Azul. Qui c'è anche il gufo juventino, sempre forza Napoli, un ciaccino nessuno, come dice Carlo Albino. Lo voglio bene, fate bravi, iscrivetevi al canale, lasciate un like, ci vediamo al prossimo video. Ma non porta sì, adesso sì, aspettare, me ne porta aspettare.